Bene, signore e signori, scusate il mio travestimento, ma sono salito di nascosto. Siamo dentro lo studio dell'avvocato Lucio Greco che mi ha chiamato, che voleva essere prestata la mia telecamera. A disposizione. Dottore Greco, allora, che è successo? Sulla questione della raccolta differenziata, che tantissimi disservizi, disagi, problemi sta creando alla nostra città e ai nostri cittadini. La nostra città si trova in una condizione che sul piano igienico-sanitario non ha nulla da invidiare a certi paesi del terzo mondo. Il direttore del Dipartimento dell'ASP igienico-sanitaria, Buttiglieri, dottore Buttiglieri, è stato costretto a dover intervenire, a richiamare il sindaco Fasulo con un solo cogente, con la spazzatura che sostava per giornate intere, tutti questi cumuli andavano in putrefazione e quindi si creavano e si creano ancora oggi problemi igienico-sanitari. Queste specie di isole ecologiche che sono state create in maniera del tutto precaria, in zone peraltro nel centro abitato, in aree dove ci sono tanti cittadini e tante famiglie che abitano nelle adiacenze, prive di alcuna guardiania o gente che avrebbe dovuto informare ai cittadini, totale disinformazione. Ci sono topi, ci sono zecche, ci sono scarafaggi, ci sono serpenti. Oggi possiamo dire che molti paesi africani sono addirittura in uno stato più avanzato rispetto a quando viviamo e vediamo noi altri in queste settimane e in questi giorni. Prego. Il paese è civile, no? E sul cittadino civile cosa vogliamo dire qualche cosa? Nessuno ha detto che non vogliamo fare la raccolta differenziata. Quando si cerca di additare qualche caso isolato di cittadini che per disinformazione o magari per negligenza sono solo fatti isolati, perché la stragrande maggioranza dei cittadini ha già capito come fare la raccolta differenziata, solo che a tutt'oggi non sono messi nelle condizioni di potervi adempiere e di poter regolarmente ottemperare a depositare i rifiuti nei giorni giusti, nei cassonetti, perché non sono muniti dei sacchetti, cioè manca l'essenziale, manca l'indispensabile per provvedere, ripeto, a fare la raccolta differenziata come si deve. Nonostante questo servizio che è stato avviato già diverse settimane in maniera così carente, così deficitaria e in maniera precaria, tutto questo ancora oggi in moltissimi, nella stragrande maggioranza dei condomini della nostra città non sono stati distribuiti né i sacchetti né tantomeno i cassonetti. È una vergogna. Anche la raccolta fatta in orario diurno. La raccolta va fatta nelle ore notturne, quando la città è sgombra e libera dai cittadini, dalle auto, in maniera tale che anche la raccolta si può fare agevolmente, come da sempre è stato fatto, ripeto, nelle ore notturne. Non vengono pulite le strade, non c'è un'idropulitrice, non vengono lavate come si faceva un tempo le strade, non vengono disinfettate. Cioè questo significa fare raccolta dei rifiuti, pulizia della città, disinfestazione, una pulizia straordinaria di tutta la città, perché la città in questo momento si trova in una situazione di grave emergenza igienico-sanitaria. È una vergogna che dobbiamo dire ad alta voce e ci dobbiamo indignare a questo modo di amministrare una città che non merita questo modo di governare di questa amministrazione e di questo sindaco. Quindi basta, è arrivato il momento di fare polizia straordinaria. A voi la linea studio, ciao ciao ciao. Un giro, la musichetta ce n'è, va benissimo.